Maria Rosaria Capozzi, noi cominciamo sempre dalle donne, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, buonasera, ben trovata. Buonasera, grazie per l'invito. Al suo fianco Diego Moretti, Partito Democratico. Buonasera, buonasera. Saluto Edi Morandini, lista Federica. Buonasera a tutti. Vi dico altri ospiti si aggiungeranno, uno è già collegato per alcuni minuti all'inizio, quindi lo ringrazio, il segretario regionale della Lega, il senatore Marco Dreosto. Buonasera senatore. Buonasera, un caro saluto a tutti. Allora, comincio da voi col farvi sentire 2 minuti, guardate, a caldo, quello che ha detto Attilio Vuga, che per Forza Italia di fatto, no, ha spinto la Forza Italia in particolar modo, già sindaco finì 16 anni fa, mi pare, no? Il suo mandato lì, 10 anni, a Cividale del Friuli, torna sindaco, ma e ne parlammo qui, no? Quando questa cosa emerse, c'erano i 3 tenores, vi avevo chiamato, cioè i 3 segretari, una cosa più unica che, no? Che rara, più unica che rara. Marco Dreosto, Walter Rizzetto, che sarà poi con noi tra poco, e Sandra Savino. E lì si certificò questa divisione, cioè com'è possibile in un centrodestra granitico e si va in alcuni comuni, in un comune importante, quello più importante di questa tornata, sono quasi 11.000 abitanti, si va separati. Come mai? Quella sera capimmo appunto questa cosa, poi è successa, non ha vinto la sindaca uscente della Lega dopo i 5 anni, è stata sconfitta, non ha potuto fare quindi gli ulteriori 5 anni, è stata sconfitta da Fratelli d'Italia e Forza Italia, che insieme hanno proposto Attilio Vuga. Così ai nostri microfoni Vuga, tra l'altro, lancia delle stoccate alla Lega, in particolar modo. Vediamo. Una cosa importante che credo si debba dire è come a Cividale la cittadinanza ha risposto al voto con una percentuale di votanti che va ben oltre il 60%. È un segno importante questo di democrazia. Poi viene anche naturalmente il risultato del voto, che premia la coalizione che mi ha sostenuto e credo premi il progetto che abbiamo presentato alla cittadinanza, evitando critiche, evitando di rispondere a critiche e parlando solo di progetti. Mi pare che il risultato abbia premiato questo nostro lavoro e ho apprezzato anche il gesto di Fabio Manzini, che qualche ora fa già mi ha telefonato per farmi le congratulazioni e per augurarmi buon lavoro. E quello che a me interessa di più, cioè finito il tempo delle parole, mi sono speso nei diversi incarichi che ho avuto nella mia vita per operare e raggiungere risultati con onestà e a testa alta. E diciamo che è stata un po' una campagna elettorale particolare, con 2 candidati di destra che si sono divisi così, però come diceva prima, insomma, ecco, la forza della campagna elettorale di Vuga ha prevalso. Sì, ha prevalso e io mi permetto anche di non fare commenti su questo, mi spiace anche per alcune situazioni, ma i numeri, insomma, i numeri sono quelli e ho già detto in altri momenti e non posso che ripeterlo che auguro alla Lega locale un rinnovamento che a mio parere è necessario. Che Cividale ritrova, insomma, dopo qualche anno? Quali sono le sfide? I famosi 100 giorni iniziali? No, i 100 giorni per me non esistono, nel senso che la progettualità che per me è importante è una progettualità che deve puntare ai 5 anni e quindi i 100 giorni servono per pianificare il lavoro. E cosa trovo? Se Cividale fosse migliore a come l'ho lasciata non mi avrebbero cercato. Purtroppo trovo una Cividale in condizioni, secondo me, non buone e a mio parere bisognerà lavorare molto per migliorare la situazione esistente e per far sì che nuove figure in prospettiva, in futuro, possano occuparsi dell'amministrazione di questa città. Allora, Dreosto, non è mica una cosa da poco, certo utilizza la formula auguro alla Lega locale un rinnovamento, se Cividale fosse stata meglio di come l'avevo lasciata io non mi avrebbero richiamato, cioè come dire questi 5 anni con guida del centrodestra con la sindaca della Lega non sono andati bene. Mi fai vedere Gianca, dov'è Celante, mi fai vedere, eccolo qua, guardate, questo dal sito della regione è l'esito elettorale, prende Attilio Vuga, vi ricordo si vinceva col 40%, no? Da questa prima tornata elettorale,
prende il 48,02 e questa è la sfida tra i sindaci. Manzini prende il 40,69, la Bernardi, sindaca uscente, sostenuta dalla Lega, diciamo, mentre Vuga era da Noi Moderati, Fratelli d'Italia e Forza Italia, vedete, prende l'11,29. E Giancarlo, ci fai vedere le liste, perché anche questo è un dato interessante. Eccolo qua, grazie. Fratelli d'Italia fa il 27,54%, Forza Italia quasi il 16%, Noi Moderati il 5%, andiamo giù. Con tutto rispetto per Manzini, quello che vogliamo, ecco, andiamo pure più giù, quello che ci interessa è vedere questo 7,74 della Lega, 3,81 di Insieme per Cividale, quindi la Lega 7,74, ecco, vai pure su, facciamo per completezza vedere anche il centro-sinistra, diciamo comunque la compagine Cividale in Salute 7,59, Prospettiva Civica 15,95, Manzini Sindaco 9,23, Civici 7,09. Allora, 7% poco più della Lega. E queste parole di Vuga, cioè Dreosto dica la sua ovviamente, qua è importante quello che è successo, anche come l'ha detto. Partiamo da una domanda, questo centrodestra diviso è un caso limitato lì o rischia di costruirsi qualcosa di differente nella granitica regione che ha già visto delle tensioni con Fratelli d'Italia per esempio in passato, parlo della Giunta in questo caso. Dica senatore. Sì, allora intanto ovviamente noi abbiamo fatto immediatamente i complimenti a Vuga, di cui conosciamo competenza e professionalità, e ritengo che comunque il dato positivo letto da noi è che comunque il centrodestra governa ancora la città di Cividale e questo è estremamente importante. Credo poi che evidentemente il primo errore assolutamente da evitare sia quello di generalizzare. Quella di Cividale è sicuramente una dinamica locale non nuova, è legata anche, io credo, a situazioni territoriali ma anche personali e questo purtroppo o per fortuna, perché alcune volte non è sempre una sfortuna, questa è la politica amministrativa che esiste da sempre. Abbiamo visto ad esempio altri casi di cui si è parlato anche nelle vostre trasmissioni e anche in altre trasmissioni di Pasian di Prato, dove il tema è stato chiuso il giorno dopo delle elezioni e siamo ripartiti, ma potrei parlare per esempio di Grado, dove addirittura un partito di centrodestra ha fatto cadere la coalizione, o di Tarvisio, dove due candidati di Forza Italia si sono scontrati. Io dico che queste sono situazioni dinamiche locali che ci sono sempre state e sempre ci saranno. Mi piacerebbe parlare in qualche trasmissione invece di quelli che sono stati i risultati positivi del centrodestra unita. Voglio ricordare per esempio il comune di Caneva, dove la Lega prende il 15% e il centrodestra governa ancora quella città, o di Montreale Valcellina, dove per la seconda volta viene riconfermato un candidato del centrodestra e anche lì la Lega prende il 15%. Quindi è vero, ci dispiace, probabilmente sono stati commessi un po' da tutte le parti, ma noi ci assumiamo, io mi assumo la mia responsabilità, i nostri errori. È vero anche che si tratta di dinamiche locali legate ad aspetti locali e molto personali. Da questo a fare una situazione generale, l'ho detto anche all'inizio, di gossip politico, insomma, che piace farlo a qualcuno. L'ho detto anche all'inizio, diciamo, non ne possiamo fare un caso, succede, è successo anche in questi giorni in Veneto, l'ho detto, però è curioso e interessante, diciamo, anche un po' nella pesantezza, forse va bene, una dinamica locale di quel che dice Vuga. Voglio capire se ha già qualcosa anche su Trieste, le do il tempo di pensarci, ma non ha bisogno, lo so. Voi cosa dite Ma no, guardi, il sindaco Vuga, a cui faccio i migliori auguri, dico anch'io che Fabio Manzini ha fatto un ottimo risultato e fino all'ultimo se l'è giocata, anche se insomma, non era facile. Attilio Vuga è stato pesante rispetto alle dinamiche locali, quindi è chiaro che questo è un tema che il senatore Dreosto dal suo punto di vista fa bene a minimizzare, però non c'è dubbio che le elezioni comunali sono elezioni comunali. Questo vale a Cividale, ma vale anche a Venezia, vale anche da altre parti, dove qualcuno pensa di dare il risultato di Venezia una valenza nazionale che non poteva avere prima e non poteva avere dopo. E quindi io credo che il dato politico è che il centrodestra si è diviso in maniera pesante, la Lega è andata credo al di sotto delle aspettative e Fratelli d'Italia conferma una forza forte, significativa in quella realtà. È vero che però ha
a Cividale. Il presidente della regione è andato 2 volte, si sono recati a Cividale viceministri, parlamentari europei, parlamentari, si sono recati, insomma, i big, come è giusto che sia, perché non è giusto neanche nascondersi, allora, è giusto metterci la faccia. Dreosto, torno da lei, raccolga le osservazioni, anche il risultato della Lega, non le dicono, dai, Capozzi? Ma io invece do una lettura più critica, perché se è vero che non bisogna trasfondere quel risultato su scale diverse, però ritengo che comunque faccia riflettere, ecco, questo risultato, perché io ho sempre visto, ecco, proprio anche prima di questa votazione un forte consenso da parte dello stesso Presidente Fedriga e un'identificazione del consenso della Lega nella persona del Presidente Fedriga, quindi vedere il Presidente Fedriga essersi speso in una campagna dove però il risultato è stato piuttosto esiguo, rifletto appunto su questo consenso e sul fatto che forse qualcosa sta cambiando non soltanto nella Lega ma anche nel consenso stesso personale del Presidente. Quindi sono sicuramente dinamiche che vanno lette e che vanno analizzate guardando anche alle dinamiche che si stanno evolvendo nella nostra regione, e quindi io vedo, ecco, un consenso ridotto del Presidente, un consenso che ritenevo intaccabile fino a qualche settimana fa, perché lo stesso Presidente è forte anche di un risultato a livello nazionale che lo vede tra i governatori più amati d'Italia, cioè, quindi vedere ecco, questo risultato dove lui si è speso in prima persona fa appunto specie. Morandini in flash, allora, innanzitutto io invece non penso che il consenso del Presidente sia in calo, l'ho dimostrato dei sondaggi fatti a livello nazionale che dicono che comunque il Presidente più amato d'Italia è comunque cresciuto rispetto agli anni scorsi. Io confermo quello che ha detto prima il senatore Dreosto. Posso anche portare un esempio personale, no? Perché poi se lo ricorda sicuramente anche il senatore. Io sono di Rano del Royale, anche a Rano del Royale, io che comunque faccio parte della maggioranza e facevo prima, continuo a fare parte di questa maggioranza, per motivi, abbiamo provato a sentirci anche magari, diciamo così, a livello regionale, ma a livello locale non c'è stato un accordo fra le due, diciamo così, componenti del centrodestra. Capita che ci vada di più. Legittimamente e giustamente alcuni sono venuti a fare campagna elettorale, cominciando da me, per una lista, per un candidato sindaco, altri giustamente e legittimamente sono venuti a fare per i, diciamo così, portabandiera del loro partito. Poi finito questo si continua, specialmente a livello regionale superiore, a lavorare. Quindi io il problema non lo vedo assolutamente. No, vabbè, però il vero dato numerico di Cividale è centrodestra in totale 60%, centrosinistra 40%, quindi un risultato secondo me molto importante, che vuol dire che comunque il centrodestra ma è anche un centrodestra che fa fatica a fare sintesi, possiamo vedere a livello regionale, l'abbiamo visto là. Ma è sempre stato così. Però, allora, Dreosto, prometto la saluto, però sono 3 questioni velocissime. La prima è, le dice sia Moretti che Capozzi, il risultato modesto della Lega va poco sopra il 7% lì appunto a Cividale. Il secondo, comunque il centrodestra continua a governare. Lei ci vede, diciamo, un'ipotesi di un percorso comune magari più avanti? Difficile, no? Dopo la campagna elettorale contro Fratelli d'Italia, Forza Italia contro Lega. Terzo aspetto, Trieste cosa ci dice? Dai, hai bisogno di decidere. Allora, intanto dico che hanno queste soddisfazioni gli amici della sinistra, e se li capisco, perché non ci sono altre motivazioni che cercare nelle difficoltà degli altri, anziché fare proposte, cercare qualcosa di positivo, la propria soddisfazione, ma ci sta. Ha risposto perfettamente Morandini su quello che è il consenso del Presidente, che è un sondaggio fatto a livello regionale, quindi è il governatore più gradito da parte dei cittadini di Friuli Giulia, ed emerge leader a livello in questo senso nazionale. Quindi sono i cittadini del Friuli Giulia che una settimana fa dicono che Massimiliano Fedriga è il governatore più amato degli italiani, proprio perché siamo noi che abbiamo dato quel risultato. Per quanto riguarda il Cividale, ritengo che è passata la campagna elettorale, sono passati
state le elezioni, noi ovviamente ci sediamo non in opposizione, noi ci sediamo in minoranza, dall'altra parte, sicuramente non per fare una minoranza di opposizione, ma per fare una minoranza costruttiva, e se ci saranno i presupposti nel corso di questo mandato di fare dei ragionamenti, o dove ci saranno dei ragionamenti che la coalizione riterrà di condividere, li condivideremo, come stiamo facendo in tutte le altre situazioni dove ci sono state difficoltà di questo genere. Per finire, Trieste. A che punto siete con la scelta del nome, dai? No, beh, ovviamente in questo momento non si fanno nomi, non si fanno ipotesi. Quello del presidente sì che si è fatto, dai. Sappiamo che assolutamente non è complicato, ma non si possono bruciare situazioni. Posso dire solamente che un esponente del centro-sinistra, posso fare anche il nome, Russo, in consiglio comunale, in regionale la scorsa settimana, era molto preoccupato, mi ha chiesto dimmi se si candida o non candida Federica, che devo sapere cosa voglio fare. Ecco, questa è quello che fa la sinistra. Dico ancora una cosa, Averino, Venezia è vero, non è un test nazionale, ma io che sono in mezzo ai politici nazionali, devo dire che purtroppo l'hanno valorizzato a livello nazionale, quelli di sinistra, il PD che diceva che aveva sondaggi a favore e stava centralizzando tutto su questo comune, quindi non l'ha fatto il centrodestra. Ultima cosa, mi permetta Averino, dopo vi lascio, parlerete dopo dell'Electrolux. Io voglio esprimere anche attraverso questa emittente la mia solidarietà a tutti i lavoratori dell'Electrolux, anche perché io ho abitato per molti anni della mia vita a Porcia e la mia vita personale è stata fortemente condizionata dalla prima grossa crisi che ci fu all'allora Zanussi, quando mio padre, che era un lavoratore artigiano del settore del bianco, dovette trasferirsi, abbandonare casa e portare la famiglia a Udine, perché lì purtroppo le condizioni erano cambiate. Quindi grande solidarietà e grazie al governo, grazie ai nostri ministri, grazie ai nostri viceministri per quello che stanno facendo, e tutti assieme dobbiamo lavorare per portare a casa un obiettivo che è quello di far ritirare il piano che oggi Electrolux ha presentato per ha vissuto sulla pelle, diciamo, quello che ha significato. Grazie davvero al senatore Marco Dreosto, segretario della Lega in Friuli Venezia Giulia. Grazie, buona serata. Grazie. Grazie, vi faccio vedere un'altra cosa, poi andiamo in pubblicità, le reazioni. Lì abbiamo Novelli, diciamo, detto un po' il manovratore della mossa Vuga, e quindi Forza Italia che spinge insieme a Fratelli d'Italia per avere un candidato alternativo alla sindaca uscente e ricandidata. Cosa dite anche delle risposte di Dreosto? Ma Dreosto non può confondere, voglio dire, Venezia dando la colpa di aver sovraccaricato il risultato a sinistra e poi minimizzare quello che è successo a Cividale, che comunque ha un rilievo di tipo politico, perché Cividale non è un paese da 600 abitanti, Cividale è capomandamento, Cividale ha 12.000-13.000 abitanti, non è banale, e lì il centrodestra si è profondamente diviso, ripeto, anche onestamente, perché io riconosco quando uno ci mette la faccia. A Cividale della Lega sono andati tutti, i nazionali, i regionali, il Presidente della Regione è andato 2 volte, la seconda anche bigiando la seduta del Consiglio, perché pensavamo fosse ancora fuori sede, invece poi dai social vediamo che era andato a Cividale, e quindi di cosa parliamo? C'è un rilievo politico su un'elezione, su un'elezione comunale, che ripeto rimane comunale a Venezia come a Cividale, perché poi ogni elezione fa storia a sé, però non mi si venga a dire che insomma, non c'è niente di cui preoccuparsi, perché il tema è che comunque Federica è il governatore più amato e quant'altro. Qui dicono una batosta, un ridimensionamento per la Lega. Prego, Morandini. Ma il dato politico allora, è vero, però c'è da dire, è vero, perché una delle cose che abbiamo sentito a Venezia è stata la stessa Schlein che diceva con Venezia daremo la spallata finale al governo, quindi è stata data una lettura. Ma anche Salvini l'ha detto alle regionali in campagna, che mandava a casa De Luca. Però io penso, insomma, come dico, che bisogna dare a tutte le varie elezioni, secondo me, anche perché stiamo capendo, abbiamo capito, secondo me, che ogni elezione è una storia a sé, no? Perché dopo il referendum magari ci si aspettava a livello, invece sono d'accordo. Invece non è vero. Devo dire però
perché ogni tanto anche l'acqua al mio mulino la devo portare, a Venezia secondo me abbiamo visto qualcosa di molto importante, cioè quello che è l'importanza anche del mondo civico, chiaramente che ha una parte politica. Io sono una persona molti ex assessori di Brugnano candidati alla lista di anche nella nostra lista per esempio ci sono tutte persone che hanno comunque una storia politica che arriva da centrodestra, però l'importanza è stata premiata molto, perché la lista di Venturini è stata premiata molto, e secondo me è stato un ulteriore segnale di quella che è l'importanza anche del mondo civico, dei movimenti civici, delle liste diciamo che non sono legate ai partiti, specialmente nelle elezioni locali anche importanti come un comune come Venezia, insomma, che è vero che Cividale non è Montereale, ma allora sì, Venezia e Cividale non possiamo mettere vicino. E faccio un altro esempio che è per esempio De Luca, che non è dalla mia parte, però non aveva il simbolo del PD, non aveva il simbolo del PD, ha stravinto a Salerno. Il simbolo del PD era dentro le varie, gli uomini del PD erano dentro le varie liste. Non c'era il PD, dai, quel simbolo, è abbastanza quindi insomma io voglio continuare a sottolineare quella che è l'importanza anche all'interno delle coalizioni del coinvolgimento del mondo civico, delle liste civiche, che non vuol dire che non fanno politica, perché tutti noi facciamo politica, tutti abbiamo una linea, però magari abbiamo all'interno della coalizione, che è giusto che sia formata da partiti che hanno rilevanza nazionale, possiamo portare quel valore aggiunto sia in termini civici, prima di tutto in termini di idee e di competenze, e anche in termini di voto, perché poi alla fine devo passare ad altro, voglio parlare di province, come lo sapete. Non so se abbiamo fatemi parlare bene delle civiche che quello certo, diciamo, disinteressato, no? Però essendo espressione insomma, perché ci credo, perché intendo dire, sono espressione di una civica. Ma secondo me sarà interessante capire le prossime elezioni regionali, che non ci sarà più la lista Federica, cosa ci sarà? Questo è il tema. Se magari la lista Federica potrebbe esserci lo stesso. Perché adesso la legge elettorale a Roma sembra avere un'accelerazione, chissà che. Prego. Anche se dall'intervista secondo me del senatore Dreosto è interessante cogliere anche qualche altra sfumatura, perché il senatore parla di una Lega che a Cividale sarà minoranza, quindi una Lega non che opposizione, quindi secondo me questo proprio la dice lunga, perché abbiamo una coalizione che vacilla, una coalizione che non riesce a far sintesi, e anche dopo le elezioni, quindi dopo la contrapposizione, decide di essere minoranza e non maggioranza. Quindi secondo me le dinamiche che si verranno a creare di qui in avanti saranno abbastanza controverse. Però io penso che sia normale, che in questo momento sarebbe una cosa che non avrebbe senso che per esempio fosse maggioranza o entrasse in giunta in qualche modo. Ha detto noi faremo minoranza, non opposizione, cercheremo di essere costruttivi, e poi ha detto se ci saranno come la decisione di correre separati è stata presa a livello locale, e magari anche a livello locale ci sarà un riavvicinamento che tutti ci auguriamo, però secondo me il numero è 60-40. È un messaggio, vediamo vedere se Rizzetto si collega da Roma, vediamo se riusciamo e ci dà una risposta su questo anche. Che non è peccato che non ci fossero tutti presenti, no? Vabbè, quello è sempre colpa mia. No? Allora, ma sì, va bene, vediamo anche questo e andiamo in pubblicità, o andiamo direttamente in pubblicità? Non averli qua, peccato non averli qua. No, ma la costruiamo l'occasione. E qui tra l'altro qualcuno scriveva il ruolo di Tommaso Cerno, Balloch, no? Quindi dicevano lì è stato determinante nel passaggio degli equilibri, scrivono via SMS. Qui c'è Balloch per esempio intervistato, vediamolo dai. Il giorno dopo l'esito elettorale a Cividale del Friuli, con la vittoria di Attilio Vuga, sostenuto da Forza Italia, Fratelli d'Italia e Noi Moderati, che torna a sedere nello scranno principale della città ducale dopo il decennio di sindaco dal 2000 al 2010, e la cocente e netta sconfitta della Lega, che supportava la sindaca uscente Bernardi. C'è da capire se gli equilibri all'interno del centrodestra regionale siano cambiati, oppure la tornata elettorale cividalese venga racchiusa nella semplice teoria delle consultazioni comunali, dove la gente vota le persone e che non incide fuori le mura dell'ex capitale longobarda. Sì, ovviamente io ringrazio Daniela Bernardi, perché penso abbia fatto un lavoro importante negli ultimi 5 anni,
e devo dire che anche si è presentata sempre con la forza del fare. Faccio il bocca al lupo ad Attilio Vuga, facendogli i migliori auguri che possa svolgere al meglio il suo ruolo nell'interesse di Cividale e quindi rispetto per il voto che i cittadini hanno espresso in questa tornata elettorale. Mi permetta, però qui è venuto anche il Presidente della Regione Fedriga a spendersi a favore della Bernardi. Beh, questo è successo, è vero, credo che sia una cosa abbastanza normale quando accadono queste situazioni. Il Presidente Fedriga in questo caso non credo sia venuto qui come Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, ma semplicemente come un componente importante della Lega. La soddisfazione di poter dire che questo risultato dà evidentemente a tutti noi fiducia rispetto a quelle che saranno le scelte che i cittadini del Friuli Venezia Giulia saranno chiamati a compiere nell'ambito delle prossime scadenze. Devo dire che il valore del centrodestra unito resta comunque un valore in sé. È chiaro che noi faremo il nostro lavoro perché i cittadini hanno dato un'indicazione precisa che adesso andremo anche a valutare più in specifico con i vari flussi elettorali, ma noi rimaniamo sempre aperti al dialogo. Ultimo passaggio in giunta regionale per il ritorno alle province elettive in Friuli Venezia Giulia, un percorso finalmente in discesa, previo passaggio in Consiglio regionale, che dovrebbe portare, stando agli auspici, all'operatività dei nuovi enti ancora in capo a un commissario a gennaio 2027, per poi andare a sentire i cittadini con il ritorno alle urne anche per questo ente. È un'ennesima tappa del percorso che ci riporterà alle province dal 2027. Oggi l'approvazione definitiva in giunta, con questo atto il percorso della giunta finisce, la palla passa al Consiglio regionale dove ci saranno ancora altre occasioni di dibattito e di discussione su questo disegno di legge che ci permetteranno magari di migliorarlo oppure di approvarlo entro quest'estate. L'obiettivo rimane sempre quello, province elettive attive da il 1° gennaio del 2027, dapprima con un commissario per poi accompagnarla al voto alla primavera del 2027. Allora, 21:44, noi abbiamo già introdotto questo tema che insomma sta arrivando in aula, l'abbiamo detto tante volte, l'ultimo passaggio l'hanno fatto in giunta che è quello delle province, però si è collegato Walter Rizzetto, saluto e ringrazio il coordinatore, il segretario di Fratelli d'Italia in Friuli Venezia Giulia, l'onorevole Walter Rizzetto, buonasera. A voi, grazie, buonasera. Allora, poi mi segno una cosa, dobbiamo parlare, una battuta gliela chiedo anche su Electrolux ovviamente. Allora, senta, non so, ce l'avete il titolo di prima, Giancarlo, abbiamo fatto il centrodestra diviso lì a Cividale, insomma lei lo sa, l'abbiamo affrontato lì, capimmo in diretta quella sera, l'ho detto quando eravate tutti e tre i segretari qui. C'è un segnale, un'allerta per il centrodestra regionale o no? Allora, saluto intanto i suoi ospiti. No, credo di no, nel senso che non siamo riusciti. Io ci ho provato, nel senso che ci ho provato veramente sino all'ultimo. Ne parlavo anche, mi pare, con l'amico Eddie Morandini, perché la sera della chiusura delle campagne elettorali siamo stati prima a Cividale, poi io e Eddie ci siamo visti a Premariacco, dove il sindaco ha raggiunto il quorum, e quindi bene che De Sabata abbia raggiunto il quorum. Ha sconfitto un nemico, voglio dire, anche più insidioso dei partiti, che è quello dell'astensionismo e dei giochetti un po' per fare altro. Comunque, al netto di questo, no, non credo, vede, nel senso che abbiamo tentato, e ho tentato veramente con forza di creare una sintesi sino all'ultimo. Sono riuscito ad arrivare sino ad un certo punto. Dopodiché la stessa giornata in cui fondamentalmente si provava, le stesse ore, le stesse giornate in cui si tentava, voglio dire, un'ulteriore mediazione per preservare un centrodestra unito che in ogni caso è andato unito da tutte le altre parti, pochi o tanti che fossero stati insomma i comuni al voto per le amministrative. Mi è giunta in quelle ore notizia che il sindaco Bernardi,
che comunque ha svolto, voglio dire, un lavoro nei 5 anni, attenzione, l'abbiamo sostenuta, non aveva tolto le deleghe all'assessore di Forza Italia e all'assessore di Fratelli d'Italia, quindi voglio dire, con tutto il rispetto e con tutta la calma abbiamo ritenuto ho ritenuto di poter indicare un'altra scelta. Una cosa le dico, è interessante, vede, perché ho letto anche, insomma, ho visto qualche trasmissione, ho letto qualche giornale di questa spaccatura del centrodestra a Cividale. Era già successo, nel senso che ad esempio ricordo il caso di Pasian di Prato, laddove effettivamente siamo andati divisi. Questo non significa che è un qualcosa che crea dei problemi, banalmente siamo andati divisi. Visto che, vabbè, voi... Cosa? Insomma, Cividale vede 3 consiglieri regionali del centrodestra, 3. Novelli, allora io capisco che l'onorevole Rizzetto fa il suo, minimizzi, ma ci mancherebbe se non capisco. Però riduce una questione locale, una spaccatura politica. Dove c'è una così importante rappresentanza del centrodestra in regione, cioè Elia Miani della Lega, Stefano Balloch di Fratelli d'Italia, Roberto Novelli di Forza Italia, lì si va divisi, cioè comune simbolo per quello. Poi parleremo delle province, Fratelli d'Italia ha una posizione diversa dal resto della coalizione, della Lega in particolare. Però... No, aspetta. No, in realtà... Ma no, in realtà voglio dire c'è un'interlocuzione probabilmente che è diversa rispetto al fatto che ci sono esponenti di Fratelli d'Italia, tra cui anche il sottoscritto, che danno una sfumatura evidentemente, voglio dire, un po' più approfondita. Mi spiego, il risultato è un obiettivo unico per tutti i partiti della coalizione di centrodestra. Non credo che la Lega, per bocca del segretario Dreosto o per bocca del presidente della regione Massimiliano Fedriga, voglia andare a votare le province fra 3 o 4 mesi, quando ancora, voglio dire, questo sarà un contenitore mezzo vuoto. Diciamo che c'è un percorso da fare, ripeto, io sono molto tranquillo, molto sereno su questo punto, non vedo particolari criticità. Bene, dice Roberti, rispetto al fatto che commissario da gennaio, Allora, me lo dica però velocissimo, dice Dreosto pochi minuti fa, lì a Cividale ci sediamo in minoranza, non in opposizione. Come Fratelli d'Italia a Pasian di Prato si siede in minoranza. Vabbè, diciamo che in futuro potrebbe esserci un'intesa su alcune cose. Che dice? Cioè, è un... A Cividale dice? Un messaggio che vi... Sì, io mi auguro di sì. Mi pare, voglio dire, che per la Lega sia stata eletta la dottoressa l'avvocato Cozzi, che mi sembra una persona assolutamente degna sotto questo punto di vista, sotto un punto di vista politico, anzi più che degna sotto un punto di vista politico. Guardi, per quanto mi riguarda, ripeto, la coalizione di centrodestra, se qualora vorrà ritornare unita a Cividale, non saremo certo noi a mettersi di traverso. Dopo l'estate almeno, mettiamo così, c'è il nome per Trieste o no? Ancora troppo presto? Allora, senta, è un po' prestino, diciamo, stante il fatto che c'è questa non bella abitudine di trovare i candidati diciamo, le ultime settimane, gli ultimi mesi. È ancora un po' prestino, ma io tenderei, avendo scandagliato, insomma, alcuni ambiti anche politici. No, avete fatto sondaggi sui nomi? Avete fatto un sondaggio No, tenderei a non rimandare la scelta oltre, diciamo, a quest'estate, ecco, mettiamolo così. Va bene. Senta Rizzetto, però me lo deve dire in un minuto veramente, perché voglio ricoinvolgere gli altri ospiti. Electrolux, dopo alle 22:25 saranno i sindacati. Si attende il 15, no? Però... lei sa che io ho convocato i sindacati 48 ore fa in Commissione Lavoro, CGIL e CISL e UIL, convocheremo a breve anche Confindustria e presidenti di regione e la stessa azienda dopo il 15, attendiamo il 15. Abbiamo sempre detto e ricordato che questo è un piano inaccettabile, banalmente rispetto al fatto che prima di dichiarare degli esuberi tu dovresti proporre quantomeno un piano industriale e poi tentare di capire quali sono gli ingaggi rispetto alle persone. È un'azienda che, ricordo a me stesso, ha chiuso un bilancio di circa 4 miliardi in valuta svedese. È un'azienda che ha comunque, voglio dire, un più davanti, ed è un'azienda che ha preso anche dei contributi ampi, oltre 200 milioni da parte del protocollo InvestEU, oltre che a milioni di euro
da parte del Ministero, e quindi ritengo e penso che anche se per qualche tempo, voglio dire, gli azionisti non vanno ad arrivare ad un utile del 6-7%, ma magari riescono ad arrivare ad un utile del 2,5-3%, sì, ecco che forse secondo me i lavoratori sono la cosa più importante. Il piano è inaccettabile, l'abbiamo ricordato, lo ricorderemo e se necessario faremo anche qualche azione normativa. Dopo vi farò vedere i numeri che stanno nelle slide di Electrolux, no? Che critica l'Europa. Quindi va bene, non potevo non approfittare avendo il Presidente della Commissione Lavoro alla Camera. Grazie Walter Rizzetto, segretario di Fratelli d'Italia Regione. Buonasera, ben trovato. Grazie onorevole. Grazie a voi, arrivederci. Allora, rapidissimamente noi torniamo alle province, perché adesso ho visto, no? Passate in giunta, arrivano in commissione, quindi in aula. Come sarà? Ma questo lo vedremo. Io dico quello che pensiamo noi di queste province. Sono degli enti, uno deve vedere, inutili. Opinione rafforzata dal fatto che quel tipo di disegno di legge, quel tipo di province sono ben che peggio di quelle che abbiamo lasciato quando il Consiglio regionale nel 2014 le ha votate all'unanimità. Tutti, a centrodestra, a centrosinistra e 5 Stelle. Era nei programmi dei candidati presidenti, di tutti, e adesso evidentemente qualcuno ha cambiato idea e ritiene che debbano essere ripresentate. Per fare cosa? 2 funzioni più una tutta da vedere, tutta da costruire, con un sistema elettorale che mi pare già all'interno del centrodestra quella riforma non va bene, perché è del tutto fuori dalla realtà, ma soprattutto si ripristina un ente che non serve, perché ripristinare, quando le EDR funzionano, che sono enti strumentali della regione, un ente elettivo fatto da 24 consiglieri nelle 3 province più piccole e 30 nella provincia di Udine, per far cosa? 2 funzioni più una tutta da costruire, che sarebbe un aiuto, un sostegno ai comuni più piccoli, ci pare veramente del tutto improprio, del tutto sbagliato. E poi Fratelli d'Italia ha detto chiaramente, quelle province così non servono a nulla. Quelle province come Alessandro Ceriani, ma le pare che Alessandro Ceriani parli da solo, per conto proprio, ma sicuramente è molto condivisa quella posizione. Però Alessandro Ceriani non ha detto che è contrario alle province, ha detto quello che penso che ha paventato i nostri stessi dubbi. Stiamo facendo. Allora, noi siamo partiti nel 2018, io prima non ero in Consiglio regionale, ma nel 2018 siamo partiti con una situazione che era gravissima, perché non avevamo solo una contrapposizione in quel momento fra comuni e regione su quello che era l'architettura istituzionale, ma avevamo un tribunale di mezzo, avevamo delle cause. Allora, e cosa è cambiato? Scusa, cosa è cambiato per i comuni dal 2018 in poi? In peggio? Allora, aspetta. Allora, innanzitutto io sono convinto che sia giusto partire e lavorare per step. Quando sono state chiuse le province, legittimamente la stragrande maggioranza, se non la totalità dei dipendenti delle province che poteva scegliere è andata a lavorare in regione. Quindi i comuni non hanno avuto nessun vantaggio. Anzi, poi le UTI che erano state create, le UTI dei cosiddetti ex città capoluogo, si sono trovati per esempio delle funzioni, che sono le funzioni che le direi senza il personale, perché non ce l'avevano, e senza il trasferimento alle scuole. Io penso che le funzioni che vanno in questo momento attribuite alle province, e questo è il lavoro che la Giunta e anche i tecnici stanno già facendo, siano funzioni che vanno spostate, vanno trasferite, ma non vanno trasferite col personale e con i fondi, subito, perché sennò non si può partire. E questo penso che sia la scelta di farlo in maniera graduale, penso sia giusta. Poi, ha detto giustamente, partiremo all'inizio col commissario, c'è un po' di tempo. Ciao, critica. Fateci votare il referendum sulle province, avete detto che la volontà popolare era fondamentale per il terzo mandato, ora qui non lo è, per più invece sì, il tema c'è o no, referendum. La nostra coalizione l'ha sempre messa fra le priorità del programma elettorale sia nel 2018 che nel 2023. Quindi è già stata... E mi pare che il risultato è passata per la volontà popolare, dice... Perché l'avete fatta nel 2022?
Perché poi c'è stato un passaggio che doveva essere 4 passaggi, 4 letture in Parlamento, c'è stato un momento tecnico, c'è stato un lavoro fatto perché non era una decisione che si poteva prendere solo in Regione Friuli Venezia Giulia, ma doveva essere presa anche a Roma. Quindi, perché non ha senso questo lavoro? È utile questo SMS, è utile ripristinare le province per coordinare i territori. Perché non è d'accordo se non lo è? Non hanno alcuna utilità, abbiamo espresso la nostra contrarietà, l'abbiamo fatta in maniera coerente nel tempo. Nel 2016, come ha detto il collega Moretti, noi abbiamo votato per la loro abolizione insieme a questa maggioranza invece che oggi si dice favorevole. Lo abbiamo fatto anche in Parlamento nel momento in cui si è modificato lo statuto della nostra regione, e questo perché non sono state individuate le funzioni che svolgeranno, se non una riconferma di quelle che esercitavano prima, ovvero viabilità provinciale ed edilizia scolastica. Non è stato stabilito con quali fondi verranno finanziate, anche se anche da questo punto di vista la considerazione ormai ovvia è che graveranno sul bilancio regionale, e soprattutto quali risorse umane ci metteranno dentro, perché noi abbiamo tutti i nostri enti pubblici con una carenza endemica di personale amministrativo qualificato. Il rischio che paventiamo è che questi enti finiscano per diventare delle cattedrali nel deserto. Quindi da parte nostra vediamo un aggravio dal punto di vista burocratico per i cittadini e per le imprese, che avranno difficoltà anche per confrontarsi, ecco, su quelle che sono le problematiche che li interesseranno. Ci sarà un aggravio di spesa perché questi centri si risolvono in un centro di spesa e di potere, e quindi non vediamo dei benefici per i nostri cittadini, e la maggioranza che oggi invece si dice favorevole ci deve spiegare le motivazioni, visto che viene ripristinato lo stesso contenitore così come era stato abolito nel 2016, e rispetto a questo è intervenuto anche lo stesso Ciriani, che avalla le nostre preoccupazioni e quindi ci rende appunto, ci dice che appunto non stiamo sbagliando nelle nostre valutazioni. Però vorrei dire, resto con lei, cioè, ci sono due passaggi. Il primo è, per esempio, Alleanza Verdi Sinistra è a favore, no? La rappresentanza di Serena Pellegrino, cioè, no? Perché c'è lei. E Bullian lo disse qui qualche settimana, scatenando, no, una tensione ennesima all'interno del patto per l'autonomia nei confronti con Moretuzzo. Quindi anche questo è un dato curioso, poi, no, nell'analisi di come andrà in maniera trasversale, forse in aula. Scusi, guardi, poi arrivo. No, ma c'è sicuramente una trasversalità in entrambe le coalizioni. Cioè, come dire, lei intende Fratelli d'Italia non è così convinto dall'altra parte, lei dice. Allora io dico, queste province come sono state proposte, io credo non servono nulla. Se chiediamo ai cittadini in questi 10 anni... Sì, risposta all'SMS sì. Quante sono mancate le province? Probabilmente nessuno le rimpiange, nessuno se n'è accorto. Province, quindi cittadini e imprese. In una regione di 1.200.000 abitanti, 15 comuni, quello che facevano le province lo ha fatto bene, secondo me. Lei dice bene. Le regioni e le DR. Ma la regione stessa dice lo stiamo facendo male, sono loro che lo dicono. Vero, però cioè, se lei dice i cittadini non si accorgono manco veramente di altre utilità, però cioè, intendo dire, sono forse i sindaci che dicono che hanno bisogno delle province. Dovevano essere rafforzati. Perché? Ma non è vero, guardi, io sono d'accordo con il collega Morandini su una cosa, che nella gestione della chiusura delle province si è sbagliato. Si è sbagliato perché ormai è preistoria. Però se il cittadino dice le strade allora non vengono più seguite, ma non è vero, e le scuole in provincia, le erano provinciali. Ma non è vero, perché le strade ex provinciali sono state gestite bene dalle DR. Prima da FVG Strade e poi dalle DR. Risposta Morandini, dai. Questo mi fa piacere, quindi vuol dire che abbiamo amministrato bene facendo gestire le strade. No, io volevo appunto sottolineare il fatto che probabilmente se si voleva in quel caso lì veramente dare una mano ai comuni, quando sono state sciolte le province, bisognava in qualche modo fare in modo che i dipendenti provinciali andassero a lavorare nei comuni o nelle UTI all'epoca, e quello però non è stato fatto, e non è stato fatto da questa parte. Per quello non è stato fatto perché si sono... Ricordalo, si è innestata una lotta politica legittima per la regione con lo stipendio più alto. Che è legittimo, e come ho sempre detto io avrei fatto la stessa cosa. I 56 comuni che hanno fatto causa bloccando le UTI. Però voglio tornare sulle funzioni. No? Allora, c'è una fase di partenza, perché da qualche parte bisogna partire, e si parte perché
secondo me la gestione è giusto farla per step. Si parte con le prime 3 funzioni, 2 che in questo momento fanno gli EDR e l'altra che si sta costruendo, che secondo me è molto importante, la più importante, è quella di sostegno ai piccoli comuni. Poi, come è stato detto più volte, la volontà di spostare le funzioni dovranno essere spostate. Passatemi il termine, secondo me, ma penso insomma anche gradualmente. Sì, ma con io sono un ragioniere bancario, cioè cessione di ramo d'azienda, nel senso le funzioni che sposterà la regione dovranno essere spostate con il personale, perché sennò è chiaro che non possiamo non un titolo, non possono essere vuote. I fondi che saranno, quindi sarà uno spostamento dal bilancio della regione al bilancio della provincia. Secondo me non possono, perché la legge parla chiaro, se loro devono riproporre la stessa formula così com'era, perché se dovessero modificare tanto la denominazione, tanto le funzioni, ma sa che quella se devono fare referendum. Loro dicono che invece non è per quello, ma se cambiamo il perimetro, se cambiamo il perimetro, allora sì devi fare referendum. Parla anche di funzioni. Io sono convinto, perché come dice Moretti, nessuno si è lamentato che non ci sono più le province. Potrei dire dall'altra parte, non ho sentito in 8 anni nessuno che ha detto finalmente non ci sono più le province, però secondo me se noi riusciamo, e dobbiamo riuscire, e l'impegno è riuscire a spostare queste funzioni di quello che è più vicino ai cittadini, adesso si sta vedendo quello che è, ci sarà un dibattito, e spostando anche, come ho detto prima, la cessione della d'azienda, vedrete che poi ci sarà... Moretti cosa stava dicendo, l'abbiamo interrotta e poi andiamo in pubblicità. Questa poteva essere l'occasione per rivedere i confini, aumentare le funzioni, rendere quello che sentiamo da anni la regione più leggera. Ma secondo lei, secondo voi, secondo il collega Morandini, qualche assessore, qualche direzione centrale, qualche assessorato cederà quella che lui dice ramo d'azienda nello sport, nella cultura, in tutte quelle funzioni dove si erogano contributi, i piccoli comuni vanno fusi, non sostenuti. Allora, dove non c'è giorno in cui l'assessore di turno o il consigliere di turno di maggioranza rivendica di aver portato 200.000 euro al comune, 200.000 euro in quel settore, 500.000 euro in quella... Ma l'abbiamo visto anche nella multisettoriale. Perché hanno tolto perché lo farà la provincia. E secondo voi dalla regione cedono competenze alla provincia? Perché è proprio bacino elettorale, dai, diciamole questa. Perché allora chiunque possiamo fare il processo, le intenzioni. Io sto dicendo qual è la volontà, almeno che mi risulta, la volontà politica di quella maggioranza, o comunque un mio desiderata, che è quello di cercare di snellire la ragione e andare avanti. Io sono convinto che ce la faremo, sono convinto che daremo soddisfazione, perché insomma bisogna avere, sarà compito di tutti noi fare in modo... rispondere a questo? Sì. Scusi, siamo distratti. No, scusa. Allora, Moretti votò contro l'istituzione degli EDR, ora vanno bene. È vero? È vero. Ha riconosciuto l'errore. Ho cambiato idea perché le EDR non quindi funzionano cambierà idea anche delle funzioni non credo. Voi avete cambiato idea, il centrodestra ha cambiato idea. Io ero contrario, votando. Senti, tu hai votato una coalizione di centrodestra che nel 2013 con Renzo Tondo portava nel suo programma l'abolizione delle province. E nel 2014 l'hanno votato tutti. Ma tutti le volevano, tutti le volevano, dai, era il periodo dei 5 Stelle. Ma che 5 Stelle? Tu hai detto che è stato la gestione. Tu hai detto che la gestione dell'abolizione è stato un errore. Magari loro penseranno che l'abolizione stessa è stata un errore. Chi ha votato a favore quella volta? Alcuni non hanno votato a favore. Guarda qua, referendum sulle province. Siamo d'accordo, fate il referendum. No, infatti. Allora, e poi noi lo approveremo. Ha detto Moretti una cosa interessante, che parlava che insomma non che sia favorevole o contrario di cambio eventualmente cambio dei confini delle province. Quello lì è un caso da referendum.
Certo. Sì, no, ma lo ricordate, ma infatti non lo Capozzi fate. dice di no, non è solo quello. E quindi è quello, non l'istituzione, che il referendum serve per questo tipo, cambio di provincia, creazione di nuove province, come era stato fatto per la provincia della Carnia, che poi non ha funzionato. Certo. Quello è un caso di referendum, ma se le province rinascono come sono, poi se ci sarà la volontà che partirà specialmente, che partirà vi faccio vedere dei numeri che sono pazzeschi. Fateci parlare di Electrolux. Anche perché a proposito di comuni comunelli spariscono più comuni minori, diciamo, con 2000 persone da lasciare a casa, capite? Ecco, sono comuni che hanno meno residenti, economicamente sparisce un tessuto mica da poco. Ci vediamo dopo la pubblicità. Bianco. Il drammatico caso di Electrolux attira tutta l'attenzione su di sé, ma la Regione conosce bene la crisi in generale del bianco. I sostegni alle piccole imprese sono interventi chirurgici per evitare di disperdere gocce nel mare, ma garantisce l'assessore Bini nell'incontro con i produttori del bianco in Regione che l'operazione sarà più veloce possibile per provare a risolvere una situazione che ha bisogno di interventi da molto più in alto. C'è la volontà di non buttare via delle risorse, ma fare degli interventi mirati al fine di sostenere questa fragile filiera. Poi è chiaro che questo problema deve essere risolto in cima alla montagna, vale a dire in primis la comunità europea deve difendere quelle che sono le linee strategiche, gli asset produttivi strategici. Non dimentichiamoci che noi oggi giochiamo in uno scacchiere globale, di conseguenza le regole che comandano sono, ahimè, quelle della produttività a basso costo e l'Europa è tagliata, ad oggi è tagliata fuori perché ha dei costi davvero eccessivi. Una partita a dir poco complessa, quella di Electrolux, che coinvolge tantissime famiglie del territorio e non solo, ma è una questione in cui ci sarà bisogno di unità, coesione, di battere un colpo forte come paese intero. Questa è una partita che non può essere vinta dalla singola regione, dalla singola associazione di categoria, ma deve essere una partita che deve essere vinta dal sistema Italia. Ribadisco, l'ultima grande crisi con Electrolux è avvenuta nel 2013, quindi non secoli fa. Ad oggi il mercato è completamente cambiato. Il mercato cinese ha invaso, usiamo questo termine forte, il mercato europeo tutto, prendendosi delle fette sempre più significative a discapito dei grandi brand europei e a discapito dei grandi brand italiani. Allora, pensavo che tutti fossimo d'accordo a ridurre il costo della macchina pubblica razionalizzando gli enti pubblici. Allora, grazie, mi sono tantissimi sms, voglio farvi vedere questo, ovviamente poi tra poco avremo anche i sindacati ospiti che appunto seguono la vicenda Electrolux lì a Porcia. Le fabbriche chiudono e loro si creano altre poltrone, vergogna, scrivono, critica durissima di sms. Allora, mi fai vedere, Emanuele, Sergi, Giancarlo Celante, mi fate vedere la grafica un attimo velocissimamente. Questo è una parte del contenuto delle slide che Electrolux all'incontro con il governo ha mostrato. Cioè, come dire, ma cosa volete? Quando l'acciaio qui costa il 31% in più rispetto alla Cina e il 27% in più rispetto alla Thailandia, cosa volete quando la manodopera qui costa 37 euro all'ora, Europa occidentale, 12 euro all'ora in Europa orientale, 9 euro all'ora in Turchia, 5 euro all'ora in Asia, quasi 8 volte, dice qui da voi costa quasi 8 volte in più la manodopera, dobbiamo fare capire. Però vabbè, cioè, bravi loro, non ho capito, questo sarebbe il paragone, l'esempio, dobbiamo lavorare come i cinesi, 5 euro all'ora o con le garanzie che hanno i cinesi, non credo che debba essere il benchmark, però questo è quello che ovviamente risponde come si chiama? Electrolux al tavolo con il governo. Questi sono numeri che sembrano impietosi per noi, ma non è che però è quello che un'azienda presenta. Lo è da sempre. Ho capito, certo. Questo lo è da sempre, non è da oggi. La strumentalità di questa posizione, di questa multinazionale, ha detto, io sono d'accordo molto con quello che ha detto prima il Presidente della Commissione Lavoro, Baltarizzetto. Ci sono aziende multinazionali che dovrebbero sicuramente tenere i conti in ordine, sicuramente avere una politica industriale, ma che non possono far finta che non fanno parte di un mondo che è il mondo che finora
in qualche maniera anche hanno permesso loro di crescere, perché il tema dei consumi non è un tema banale. E se adesso io come posso dire, vedendolo da fuori, quindi insomma su questo deve esserci unità, non c'è spazio per divisioni, questo sicuramente, purché si lavori a questo, perché quando di mezzo ci vanno migliaia di famiglie e ci va un'industria storica come non solo presente sul territorio come Electrolux, credo che tutti dovremmo pensare a questo. Questo accanirsi contro l'Europa facendo finta che i governi non abbiano le loro colpe, credo sia sbagliato, perché un po' tutti i governi, guardando il loro interno, pensano di gestire situazioni come queste guardando solo a se stesse. Allora, se l'Europa ha sbagliato con un certo ambientalismo spinto, pensando di poter fare concorrenza su alcuni temi alla Cina, non c'è dubbio che però da un punto di vista industriale tutti, dall'Italia in poi, che non a caso cresce meno di altri paesi dell'Europa, dovevamo pensare a una seria politica industriale che tenga conto che l'industria non è il male assoluto, ma è l'unica vera fonte di sviluppo di questo Paese e dell'Europa. Si citava il confronto dei PIL, in 10 anni l'Italia è cresciuta al 10%, la Cina del 586%. No, ma allora se ci paragoniamo alla Cina è impossibile. Meno male, è impossibile. Questo è il tema. Paragonarsi alla Cina. E questi vogliono spostare... Allora io dico all'Europa che è troppo timida, è vero, ma perché deve esserci più Europa nella scelta anche delle politiche commerciali? Dai, Morandini. Allora, innanzitutto, chiaramente anche da parte mia, cioè la solidarietà e la presa di coscienza della gravità di quello che sta succedendo, no? Anch'io concordo, penso di poter concordare con quello che ha detto il collega Moretti. Non è accettabile il piano industriale che ha proposto Electrolux, non è accettabile questo tipo di ragionamento, anche se va trovata una soluzione sul breve termine per salvare Electrolux, ma va trovata una soluzione globale, europea, per salvare l'industria europea, perché sennò fra un po' ci troveremo senza industria. E concordo molte volte con quello che dice Moretti, anche se non siamo dalla stessa parte, dove dice la nostra economia è basata sull'industria, non è basata su altro. E quindi noi dobbiamo difenderla, perché dobbiamo ritornare, come diceva prima giustamente l'assessore Bini, nell'intervista, ritornare a essere più competitivi. Poi non arriveremo mai, non sarà più un problema di costi, perché è vero, questi costi probabilmente e giustamente non ci arriveremo mai, però la competitività deve crescere e secondo me messa insieme con quello che è la tradizione, il know-how che abbiamo nel nostro paese e nella nostra Europa, può servire a mantenere l'equilibrio. Ma questo non è solo il costo della persona, cioè questo è il costo della vita. Burocrazia, le leggi, le quote dell'anidride carbonica che l'Europa ti dice, l'abbattimento degli inquinanti che noi facciamo, gli altri si scordano, e grazie delle politiche ambientali in Europa che non sono comprensibili in nessun modo. E poi io continuo a dirlo e lo dirò sempre, mi capita... nell'essere i primi della classe, intanto ci perdiamo tutte le classi, questo è il tema. A ragionare anche di energia, quindi di energia nucleare, dobbiamo cominciare a ragionare di crescita, di competitività. Poi adesso il vero problema, e concordo, dobbiamo essere tutti uniti e marciare tutti insieme per cercare di risolvere il problema contingente. Questo va risolto subito, però il governo ha riaperto sul nucleare, se poi verrà risolto, non dobbiamo dire bene, abbiamo risolto, continuiamo ad andare avanti così, perché sennò fra 1, 2, 3 anni dobbiamo fare la politica non sarà Electrolux, sarà qualcun altro, ma tornerà fuori. Ma io ritengo che in questo momento si debba lavorare appunto per salvaguardare il posto di lavoro di tutti di queste famiglie, che vivono questi momenti di grande difficoltà, a cui non può che andare la nostra solidarietà. È un momento appunto in cui trasversalmente dobbiamo tendere ad una soluzione, ad una risoluzione appunto di questa situazione, che non debba presupporre il taglio, comunque i licenziamenti prospettati. Però credo che si stia facendo anche della propaganda politica, perché non si può incolpare soltanto l'Europa dicendo che è stata autrice delle politiche green che hanno creato i dissesti con cui oggi ci troviamo ad avere a che fare, ma
ci troviamo di fronte anche ad una politica industriale praticamente inesistente nel nostro paese, una politica industriale fallimentare che non ha sanzionato le delocalizzazioni, anzi le ha fomentate, tant'è che noi stessi abbiamo chiesto che si intervenga rispetto a questo e ci siamo trovati di fronte ad una società che nel tempo ha usufruito di contributi diretti e indiretti senza però investire, ecco, e quindi ci stanno sicuramente delle risposte che bisogna anche dare rispetto a quello che è accaduto nel corso di questi anni e ci auguriamo che appunto si superi appunto questo piano che in questo momento è inaccettabile sotto ogni punto di vista. Allora, adesso noi ci fermiamo, avremo dopo appunto il dibattito con i sindacati, parleremo nel dettaglio anche di quello che sta succedendo, continueremo a seguirlo e lo sta facendo l'assessore Bini, avete visto l'assessore Rosolin per la regione, i ministri coinvolti, i sindaci, tutta la classe politica, cioè c'è una grande attenzione. La speranza è che questa attenzione infranga il muro ovviamente dell'assoluta decisione dal quale sembrano in questo momento irremovibili in Electrolux, cioè la gestione dell'Electrolux. Va bene, voglio ringraziare Maria Rosaria Capozzi,